Vertice di maggioranza convocato dal governatore Schifani, intesa su manovra finanziaria, riforme e voto segreto. Intervista all'assessore Turano della Lega. Nuova seduta del Consiglio Comunale a Favara, tra i punti all'ordine del giorno quello dei debiti fuori bilancio. La CGIL di Agrigento denunzia: Agrigento è il capoluogo d'Italia con la pressione fiscale più elevata e unica per aumento delle ore di cassa integrazione. Controlli del fine settimana per la prevenzione dei reati da parte dei carabinieri in provincia. Caltabellotta, denunciate 2 persone per gestione non autorizzata dei rifiuti. La Guardia di Finanza e la Polizia bloccano un peschereccio tunisino con 670 kg di hashish. Arrestato un pensionato scoperto con una pistola Beretta con matricola a brasa. Truffa di 7.000 euro verso un pensionato da parte di un finto appartenente alle forze dell'ordine. 25 cani detenuti illegalmente in precarie condizioni igienico-sanitarie, scoperto a Sciacca in casa di una persona. Nuova tappa delle vie del cibo a Castronovo Sicilia, la testimonianza di diversi ultranovantenni. Appaltati i lavori per la strada che collega Borgo Bonsignore e la contrada Tumarrano, un investimento di oltre 5 milioni di euro da parte del libero consorzio comunale di Agrigento. Panoramica dei risultati di prima, seconda e terza categoria del campionato di calcio. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi martedì 28 ottobre, un nuovo vertice di maggioranza a Palazzo d'Orleans, intesa su manovra, riforme e voto segreto, il nostro servizio. Nuovo vertice di maggioranza nella giornata di ieri a Palazzo d'Orleans, convocato dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, riuniti i rappresentanti delle forze politiche del centrodestra, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, MPA, Democrazia Cristiana e Noi Moderati, a sostegno del governo regionale. L'incontro, durato oltre 2 ore, è stato dedicato principalmente alla definizione dei contenuti del disegno di legge sulla stabilità regionale. La coalizione ha ribadito la propria piena compattezza e la condivisione degli obiettivi, individuando nello sviluppo economico della Sicilia l'asse portante della manovra finanziaria. Un ruolo centrale sarà riservato alla decontribuzione per le imprese che assumono un nuovo personale, una misura considerata strategica per stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro e sostenere concretamente il tessuto produttivo dell'isola. L'obiettivo è quello di favorire una crescita economica duratura attraverso un aumento ancora più significativo dell'occupazione, rafforzando così la competitività delle aziende siciliane e migliorando le prospettive per i lavoratori. Durante la riunione è stato inoltre raggiunto un accordo politico per portare all'approvazione dell'Assemblea regionale dal mese di gennaio in poi 4 provvedimenti di riforma: enti locali, consorzi di bonifica, dirigenza regionale e modifica del regolamento sul voto segreto. Schifani ha quindi espresso soddisfazione per il clima di coesione e responsabilità che ha caratterizzato il confronto, sottolineando ancora una volta l'impegno comune a proseguire lungo il percorso di modernizzazione dell'amministrazione regionale. E sullo stato di salute del governo siciliano abbiamo sentito ieri, in occasione della sua venuta ad Agrigento, l'assessore Girolamo Turano, esponente di spicco della Lega, che ad Agrigento cresce con la recente adesione dell'ex deputato regionale e ex assessore Luigi Gentile. L'intervista. Del centrodestra in Sicilia? Guardi, questa domanda, io non mi sottraggo a questa domanda perché faccio politica e quindi ho il dovere di rispondere. Stiamo in una scuola, qua ci sono i giovani, diciamo sana e robusta Costituzione con qualche raffreddore causato dal cambio della stagione. Assessore, la Lega cresce, ad Agrigento avete acquisito l'onorevole Gentile che fu anche assessore.
Un pezzo importante della classe dirigente agrigentina ci guarda con molta attenzione e noi lavoriamo ogni giorno per incontrare le persone e per dimostrare come la Lega serve i territori per fare le cose che servono per anche fare in vista delle prossime elezioni. Ma non c'è dubbio, facciamo noi, però dobbiamo essere chiari, noi non raccogliamo il consenso, non facciamo una lista, noi costruiamo un progetto e ci mettiamo dentro persone che poi si trasforma in consenso. E si terrà a Favara nuova seduta del Consiglio Comunale convocato dalla Presidente Miriam Mignemi per domani mercoledì con 21 punti all'ordine del giorno, tra cui debiti fuori bilancio e altri che riguardano la materia finanziaria. Ce ne parla più approfonditamente il collega Giuseppe Moscato. E il riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio la parte centrale e più consistente dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di Favara, convocata per il 29 ottobre alle ore 19 dalla Presidente Miriam Mignemi. Ben 15 dei 21 punti dell'ordine del giorno sono infatti relativi al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio in favore di diversi soggetti per il rimborso di spese legali che hanno visto il Comune di Favara soccombere in giudizio. I rimanenti punti riguardano 2 mozioni consiliari e una interpellanza. La prima mozione è relativa all'adesione alla campagna Italia Ripensaci, promossa da Rete Italiana per il Disarmo da Senza Atomica, finalizzata al disarmo nucleare globale. La seconda mozione è finalizzata al sostegno di disegno di legge regionale numero 136 sull'istituzione delle unità di pedagogia scolastica e impegno dell'amministrazione comunale a promuovere l'approvazione presso l'Assemblea regionale siciliana. L'interpellanza invece, che è stata presentata dalla Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi e da altri 5 consiglieri, ha per oggetto il controllo sulla gestione dei rifiuti solidi urbani. A chiudere l'ordine del giorno la proposta di approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2025-2027 e la variazione di bilancio per intervento urgente per la realizzazione di opere di manutenzione nel vallone Favara. Ricordiamo che la seduta del Consiglio Comunale è a porte aperte e può essere anche seguita in diretta streaming sulle pagine social del Comune di Favara. E la CGIL provinciale, per mezzo del suo segretario Alfonso Buscemi, afferma: Agrigento, il capoluogo italiano con la pressione fiscale più elevata, è unica dove aumentano le ore di cassa integrazione, il servizio. La CGIL di Agrigento interviene oggi con una sua nota stampa affermando: Agrigento, il capoluogo italiano con la pressione fiscale più alta e unica dove aumentano anche le ore di cassa integrazione. Negli ultimi giorni sono stati diffusi i dati relativi all'andamento economico del terzo trimestre 2025 che per la provincia di Agrigento delineano un quadro complesso e contraddittorio più che una semplice situazione di chiaroscuri. Secondo i dati elaborati da Infocamere, Agrigento si colloca al 6° posto a livello nazionale per tasso di crescita imprenditoriale, con un saldo positivo di 197 imprese tra varie iscrizioni e cancellazioni. È un risultato che sembra testimoniare la vitalità del tessuto produttivo locale. Tuttavia, continua la CGIL nella sua nota stampa, ci sono altri indicatori che impongono una riflessione più approfondita. In Sicilia si registra complessivamente un calo delle ore di cassa integrazione in controtendenza rispetto all'aumento nazionale, ma nella provincia di Agrigento il dato si muove in direzione opposta, segnando un incremento del 34,7%, sottolinea la CGIL di Agrigento. Un'ulteriore criticità emerge sul fronte fiscale. Agrigento, il capoluogo italiano, con la pressione fiscale più elevata, con un total tax rate del 57,4%. Significa che gli imprenditori agrigentini lavorano fino al 28 luglio solo per pagare tasse e contributi, secondo il cosiddetto tax free day, che indica simbolicamente la data in cui si inizia
a produrre reddito per se stessi. Questi dati raccontano una provincia viva ma anche fragile, ha dichiarato Alfonso Buscemi nella sua qualità di segretario generale della CGIL di Agrigento. La crescita delle imprese è un segnale positivo, ma non può bastare se continua a mancare un quadro di sviluppo stabile, capace di sostenere il lavoro di qualità, di alleggerire il peso fiscale che grava su chi produce e su chi lavora. Serve pertanto, conclude Buscemi, una strategia che mette insieme politica industriale, infrastrutture, giustizia sociale. Solo così potremo trasformare questi segnali contraddittori in un vero percorso di crescita per il nostro territorio. La prevenzione comincia da noi. I dipendenti dell'ASP di Agrigento scelgano di sottoporsi agli screenings per prendersi cura di sé e incoraggiare gli altri a fare lo stesso, il servizio. I dipendenti dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento hanno deciso di dare il buon esempio, sottoponendosi oggi nella hall dell'ingresso della sede della direzione generale dell'ASP al triplice programma di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della mammella, del colon retto e della cervice uterina, rispondendo all'invito del centro gestionale screening diretto dalla dottoressa Angela Matina. Gli impiegati hanno avuto l'opportunità di prendersi cura di se stessi con un gesto semplice e al contempo prenotare i propri familiari, esortando tutta la collettività a fare ugualmente. Intanto l'ASP di Agrigento, nel comunicare la campagna dei sabati dedicati allo screening gratuito in provincia, sarà sospesa il prossimo 1 novembre in coincidenza con la ricorrenza di Tutti i Santi, per riprendere regolarmente il prossimo 8 novembre. Ha reso noti i dati di partecipazione dello scorso weekend presso la sede degli ospedali di Agrigento, Sciacca e Licata e i presidi territoriali di Agrigento e Canicattì. Sono state eseguite ben 73 mammografie, consegnati una quarantina di kit per il colon retto e si sono presentate oltre 30 donne per sottoporsi al PAP test e all'HPV DNA test. Anche a Favara, in occasione di un Open Day organizzato domenica scorsa presso la Villa Ambrosini, si è registrata una buona risposta con la consegna di 44 kit, la prenotazione di 26 mammografie e di 20 esami citologici. Passiamo ora a un'ampia pagina di cronaca. Nel corso della fine settimana i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno intensificato il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati, al contrasto di ogni forma di illegalità diffusa. Un arresto, 2 denunce e 2 segnalazioni per droga. Questo è il bilancio degli interventi. L'approfondimento. Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno intensificato il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto di ogni forma di illegalità diffusa. In particolare, sia ad Agrigento che a Castrofilippo, 2 giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana. A Licata un uomo è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per porto ingiustificato di un coltello a serramanico sequestrato dai militari operanti, e un 20enne è stato segnalato all'autorità giudiziaria per detenzione illegale a fine dispaccio di 40 grammi di marijuana. A Realmonte i carabinieri della stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 73enne del luogo, noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di minaccia aggravata, detenzione, porto di arma clandestina, ricettazione. L'intervento dei militari è scaturito a seguito di una segnalazione per una lite familiare, nel corso della quale l'uomo avrebbe minacciato i presenti con una pistola. Alla vista dei carabinieri, l'individuo ha tentato di disfarsi dell'arma, una semiautomatica beretta con matricola parzialmente a brasa, lanciandola in un'aiuola. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare 59 cartucce, 2 carabine ad aria compressa. L'arrestato, espletate le formalità di rito su disposizione della Procura di Agrigento, è stato portato presso la locale casa circondariale di Lorenzo a disposizione
dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. E sempre i carabinieri della stazione di Caltabellotto, a conclusione di una mirata attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà 2 persone ritenute responsabili del reato di gestione non autorizzata dei rifiuti. Le indagini sono state avviate in seguito a ripetuti abbandoni di rifiuti, hanno consentito, grazie anche all'installazione delle telecamere nella zona, di individuare e documentare i comportamenti illeciti da parte di 2 soggetti sorpresi mentre scaricavano materiali di varia natura lungo la via Reggia Trazzera. Stiamo vedendo appunto delle foto. L'area interessata, estesa di circa 25 metri quadrati, è di proprietà regionale ed è stata sottoposta a sequestro. L'attività si inserisce nel più ampio ambito di controllo del territorio volto al contrasto degli illeciti ambientali e alla tutela del decoro urbano e della salute pubblica. Un'attività congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato ha bloccato il traffico illecito di 670 kg di hashish verso le coste siciliane, arrestati 4 soggetti e sequestrato un peschereccio tunisino e uno scafo veloce. I colleghi di Palermo. Un'operazione congiunta della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza ha portato al fermo di 5 cittadini tunisini gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Nella notte del 20 ottobre, al largo di Marsala, nell'ambito di servizi congiunti della Polizia di Stato e della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Trapani, finalizzati al contrasto del traffico di migranti e di stupefacenti condotto lungo il litorale della provincia trapanese, gli investigatori hanno monitorato un gommone che si era diretto in acque internazionali per incontrare un peschereccio battente bandiera tunisina ed effettuare un trasbordo di colli. Il gommone è stato bloccato nelle acque territoriali dopo un inseguimento ad alta velocità, durante il quale il conducente ha tentato di disfarsi di oltre 160 kg di hashish. In un secondo momento anche il peschereccio è stato intercettato in acque internazionali durante la sua fuga. L'equipaggio ha gettato in mare altri 600 kg di hashish. L'operazione si è conclusa con il sequestro complessivo di oltre 670 kg di droga, il più consistente nelle acque trapanesi da decenni, e il sequestro dei 2 natanti. Il giudice per le indagini preliminari di Trapani ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere per 4 dei tunisini e il collocamento del quinto presso un centro di permanenza e rimpatri. Litiga con i familiari e minaccia con una pistola, una semiautomatica Beretta con matricola Brasa. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno arrestato in flagranza di reato un pensionato di 73 anni originario di Realmonte per minaccia aggravata, ricettazione, detenzione e porto di arma clandestina. L'uomo, in attesa dell'udienza di convalida, è stato accompagnato al carcere di Lorenzo di Agrigento. L'intervento dei militari è scaturito a seguito di una segnalazione per una lite familiare, nel corso della quale l'uomo avrebbe minacciato i presenti con una pistola. Alla vista dei carabinieri, l'esagitato ha tentato di disfarsi dell'arma, una pistola semiautomatica Beretta con matricola parzialmente a brasa, lanciandola in un'aiuola. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare 59 cartucce e 2 carabine ad aria compressa. Contattato telefonicamente da un finto appartenente alle forze dell'ordine che gli ha parlato di presunte anomalie bancarie, è stato convinto ad effettuare un bonifico di 7.000 euro su un conto corrente per mettere al sicuro il denaro. Un quarantenne operaio agrigentino, solo nei minuti successivi, ha scoperto di essere stato raggirato, truffato e derubato dei soldi. Non ha potuto fare altro che formalizzare la denuncia, querela contro ignoti, per il reato di truffa. Le vere forze dell'ordine, dopo aver notiziato la procura di Agrigento, hanno avviato le indagini. Dalla ricostruzione dell'accaduto, un malvivente spacciatosi per un sottufficiale ha convinto l'agrigentino che il proprio direttore di banca stesse prelevando illecitamente delle somme di denaro da alcuni correntisti e che per evitare di esserne vittima doveva congelare quanto posseduto mediante un bonifico istantaneo su un conto corrente sicuro fornito dallo stesso. In pochi attimi i soldi, appunto 7.000 euro, sono spariti.
Aveva in casa 25 cani tenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie. Il sindaco ha ordinato il prelevo degli animali e il trasferimento in appositi canili. È successo a Sciacca, proteste e lamentele da parte dei vicini di casa della proprietaria dell'appartamento andavano avanti da diverso tempo. L'intervento di sgombero è stato effettuato dagli accalappiacani assistiti dagli agenti della polizia municipale in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Sciacca. Altre volte in passato, quando le autorità avevano provato a intervenire, la padrona dei cani aveva opposto resistenza. I cani sono stati trasferiti nei canili con i quali il comune di Sciacca è convenzionato, dove saranno sottoposti a controlli clinici e veterinari. Per le vie del cibo di lunga vita che ha fatto tappa a Castronovo di Sicilia nell'ambito del Castrum Food Fest, sentiamo la preziosa testimonianza di longevità portata da 4 anziani dai 90 anni in su. Le interviste. Di tutto, sono stata sempre una mangiona, però adesso bisogna regolare, va bene? Le verdure sono indispensabili. Le verdure, l'uovo, così la carne non mi fa tanta passione, comunque mangio, sono una buona forchetta. Il segreto non ne ho io, solo quello di essere una persona attiva e una persona di non rinunciare niente al mangiare. Io l'unica cosa che non ho mai rinunciato e che non ne posso fare a meno è la pasta. Io a mezzogiorno voglio la pasta, non solo, ma ora come ora io mangio pasta a mezzogiorno e pasta pure la sera. Dico, è l'unico alimento che per me non ne posso fare a meno ed è importante per me. Cosa mangio io? Tutto. La mattina comincio con l'aglio, poi ci metto un po' di caffè, poi mangio un latte con caffè. Dopo circa l'11 che devo mangiare buono tanto cose, cacio, cose, pane, le cose. Perché se no a mezzogiorno non ci arrivo più. A mezzogiorno mangio, mi cucino a pasta io, mi faccio tutte cose io, mi mangio la pasticella, se capace un uovo, ci metto, lo mangio, poi mi bevo tanto di vino, un vino tutti i giorni, picca. Ma tutti i giorni. La sera poi una cosa, una veduta di carne, una cosa, qualche altra cosa, tanto di vino e mi va bene, ma vai a curco. Stai fino all'11 a mezzanotte, io la sera più o meno. Prima dell'11 mangiare bene, perché se non mangia bene io muore. Innanzitutto vivere così a lungo è per me guardare lontano, mai lontano, guardare lontano, ma essere invecchiato, per guardare le possibilità ai giovani che possono avere nella vita davanti. Do sempre quel coraggio di dire, coraggio, datevi da fare che ce n'è per tutti. Questo. Poi sul campo dell'alimentazione io mangio tutto, roba diciamo noi semplice. Sì. La mattina comincio per esempio con un pezzetto di con un po' di marmellata, questo è di mattina per me, perché il latte non posso mangiare. Mezzogiorno mangio un buon pasto, sempre con prodotti innanzitutto nostre, la frutta non deve mancare mai e mai deve mancare la verdura, perché sono due elementi che la carne la mangio 2 volte alla settimana, ma non proprio un mangiatore di carne, ma la mangio. Un po' di formaggio, sempre poco, e la sera restare, come le dicevo, non mai con sazietà, ma rimanere sempre con un po' di fame. E questo è il mio segreto, che mio papà mi ha imparato lui, che ha un po' 102 anni, e il segreto suo, come dicevo, era la sera restare un po' leggero. A mezzo stomaco, o mezza panza.
A Palermo 500 giovani protagonisti del We Car Festival a Villa Trabia, l'evento dedicato al volontariato e alla cura della comunità nell'ambito di Palermo, capitale italiana del volontariato. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Perché in una piazza avvengono le tragedie e in una piazza avvengono le rivoluzioni. Non sto correndo, Oggi è una giornata particolare perché riguarda i giovani, il loro presente e il loro futuro. Noi siamo orgogliosi di essere stati scelti come CESVOP per organizzare la capitale italiana del volontariato, insieme anche al Comune, alla Caritas e al Forum del Terzo Settore della Sicilia. È un programma molto vasto che vede anche coinvolti gli altri 2 centri di servizio del volontariato, Messina e Catania. Questa è la Palermo che vogliamo. Questo è quello per cui ci dobbiamo battere quotidianamente, far sì che i nostri ragazzi facciano aggregazione, facciano volontariato, stiano insieme in maniera sana, costruttiva, contaminando tanti altri giovani sulla stessa strada e probabilmente leggeremo qualche pagina di cronaca nera che non vogliamo leggere in meno. Quindi questo è quello che ci deve restare e le basi per il futuro. Perché Mutamenti è qui? Per farsi conoscere, soprattutto ai giovani, data la partecipazione delle scuole e per portare appunto nuovi giovani nel nostro progetto. Il volontariato può essere anche divertente, ad esempio ieri abbiamo progettato insieme delle possibili attività o dei progetti che potremmo portare in varie zone da riqualificare in tutta la città. I Mutamenti nasce con la volontà di curare chi cura, curiamo i volontari e diamo voce ai giovani, non perché siamo più saggi, ma semplicemente perché abbiamo più strumenti per poter comunicare con le amministrazioni e con i stakeholders. A Mutamenti auguro di realizzare tutto ciò che di bello finora è stato costruito e progettato, qualcosa di bello per la comunità, qualcosa di bello anche per i luoghi dell'8ª circoscrizione. Da queste attività noi pensiamo di essere generativi per il futuro di tante altre attività e termineremo in bellezza perché ci sarà alla chiusura della convention del volontariato del 5 e 6 dicembre la presenza del Presidente della Repubblica. Con l'aggiudicazione del secondo lotto funzionale si è completato il quadro delle gare d'appalto bandite dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per i lavori di manutenzione straordinaria dell'asse di collegamento tra la statale 115 Bivio Borgo Bonsignore e la statale 189 Contrada Tumarrano. La gara, alla quale hanno partecipato 48 imprese effettuate in modalità telematica e in versione procedimentale, è stata aggiudicata all'Atimacos Società Cooperativa. L'importo contrattuale complessivo è di 5.269.000 euro, compresi 136.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. Un importante passo avanti verso l'adeguamento di questi tracciati consentiranno di migliorare i collegamenti tra la costa e l'interno, ha affermato il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, a testimonianza del forte impegno da parte della provincia per il miglioramento della rete viaria provinciale. Avvia presso il Marina Convention Center l'evento internazionale del Rail Interior Innovation Summit di Red Cabin, che quest'anno sarà ospitato per la prima volta in Italia da Homer fino al 30 ottobre. I colleghi di Palermo. Al via un summit di 3 giorni, ma cosa ci dobbiamo aspettare? Qual è l'obiettivo di queste 3 giornate? Si parlerà ovviamente della Homer, questa società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Cosa significa per la Sicilia? Intanto è la prima volta che un evento di questa portata viene realizzato in Italia. Generalmente sono eventi che si realizzano o in Europa o negli Stati Uniti, e per la volta in Italia, qui a Palermo, quindi per noi è un grande motivo di orgoglio essere stata scelta come location sia Palermo sia la nostra azienda, che poi verrà visitata giovedì mattina da tutti i congressisti. È un importante momento di confronto con chi fa il nostro stesso lavoro, con stakeholder, dagli utilizzatori finali
ai produttori dei veicoli, a noi produttori di componentisti. Quindi è un momento di incontro, di confronto, di arricchimento. Ci fa molto piacere che tutto questo accada qui oggi nella nostra città. Homer è host, quindi diciamo, azienda ospite dell'evento. Generalmente mi piace ricordare che nel passato le aziende ospiti sono stati grandi costruttori di materiale rotabile, quindi costruttori del veicolo, e credo che sia una delle prime volte che invece l'azienda ospite sia un'azienda di componentistica, e deve essere stata scelta per questo tipo di attività come Homer ovviamente ci riempie di orgoglio. Per noi, per il nostro territorio, rappresenta un importante riconoscimento. L'obiettivo, il focus dell'evento è quello di confrontarsi con il mondo del design, degli innovatori, con le nuove tecnologie, con l'intelligenza artificiale, che sono tutti dei paradigmi di cui la produzione, la realizzazione della componentistica interna per il ferroviario dovrà tenere conto. Oggi un veicolo viene giudicato molto da quello che è il comfort di marcia, dalla sensazione, sensibilità che ne ricava il passeggero. Quindi noi componentistica veniamo chiamati a un ruolo, diciamo, delicato, perché la percezione che ne ha il passeggero dipende dalla qualità del nostro manufatto. E oggi il confronto con player che arrivano da tutto il mondo, su esperienze, su nuove tecnologie, su trend, attraverso il confronto con i designer e gli utilizzatori finali, per noi è motivo, diciamo, di crescita. Linea alla regia per la pubblicità. Alcamo e Urban Sunrise, una passeggiata ecologica in via Maria Ausiliatrice ad Alcamo, i colleghi di Trapani. Una passeggiata ecologica, diciamo, fa parte di un altro di quegli eventi legati. La vivo con un guante in mano, con la maglietta. Vedete, diciamo, in condizioni ormai già pietose, visto che dopo un'ora di raccogliere, diciamo, vari aspetti. L'aggettivo pietoso a qualcuno non del versante vostro aprirebbe infiniti. Certo, ovviamente, diciamo, la declinazione di pietoso va interpretata in senso al contesto, nel senso che eravamo venuti pensando ma chiaramente ci siamo sbracciati e abbiamo iniziato insieme ai residenti del quartiere, insieme ai bambini, questa bellissima giornata di raccolta dei rifiuti. La valenza sociale del gesto. Sì, la valenza sociale del gesto è quello che soprattutto si apprezza, è che ogni intervento che viene fatto all'interno del quartiere, indipendentemente dal tema che si lancia, quello della lettura, quello delle problematiche sociali c'è stato l'altra volta, quello dell'ecologia oggi, notiamo sempre una grande partecipazione sia dei bambini e sia anche degli altri residenti del quartiere, che anche solo affacciandosi da casa e dando un saluto dimostrano il loro affetto, dimostrano la loro vicinanza e dimostrano il fatto che effettivamente apprezzano. Hanno detto, so cosa state facendo? Sì, no, ci hanno detto poco fa che sarebbe necessario farlo più spesso. E io mi sono proposto dicendo che noi possiamo anche farlo periodicamente, a condizione ovviamente che si partecipi tutti insieme per indurre anche l'educazione alla sostenibilità ecologica, alla pulizia dei luoghi in cui loro stessi vivono, ma che appartengono chiaramente a tutti come cittadini alcamesi. Non è il quartiere che viene da voi al Palazzo Municipale, siete voi a recarvi da loro, che poi loro sono soprattutto la nostra città. L'idea del progetto legata non soltanto alla riqualificazione delle aree da un punto di vista edile, quindi alla sistemazione dei marciapiedi, dell'illuminazione, alla riqualificazione di singole aree che poi, come sappiamo, verranno affidate a varie associazioni o a vari enti. La parte artistica del progetto ha proprio questo scopo fondamentale: partire dall'arte e utilizzare l'arte come mezzo di comunicazione, come mezzo per arrivare a trattare tematiche più profonde, ancora più importanti con i cittadini, e soprattutto a far capire a tutto il resto della città che questa è parte della città di Alcamo e che tutti devono intervenire per cercare di risollevare le sorti di questo quartiere, perché abbiamo notato che spesso si sentono, le persone stesse che sono residenti qua si sentono isolate, come se questo quartiere facesse parte di un'altra città. Anche come una sorta di progetto Gibellina, era utopia 50 anni fa che tutta l'opera di arte contemporanea disseminata per il territorio gibellinese potesse un giorno richiamare un turismo. Qui si sta facendo una sorta di operazione anche turistica.
chiunque volesse poi un giorno venire a visitare questi splendidi luoghi ormai arricchiti da queste opere d'arte meravigliose. Già siamo circa al 50% della realizzazione di questi murales, ma chiaramente l'idea, una volta poi concluso il progetto, aprire e realizzare un museo a cielo aperto, quindi un intervento di arte pubblica, possa fare di Alcamo e del quartiere Maria Ausiliatrice una meta per chiunque volesse, diciamo, ammirare la bellezza dell'arte infusa all'interno dei temi sociali. Per capire anche agli abitanti che di turismo si può vivere. Perché in questo quartiere non può sorgere un supermercato? Perché in questo quartiere non possono sorgere attività produttive che possano ancora di più rendere vivo e animato l'intero quartiere, l'intera zona. Innescare un circuito virtuoso che porti anche altri ad avvicinarsi al quartiere, anche per motivi lavorativi. Ho visto anche la partecipazione di associazioni operanti in varie tematiche ad Alcamo. Sono veramente felice del fatto che tutte queste associazioni ci stanno accompagnando all'interno di questo percorso, hanno recepito il messaggio e la necessità che questa attività e questo progetto debba essere legato non soltanto al mondo istituzionale, così come l'arte rappresenta il passaggio, il ponte per arrivare ai cittadini e ai residenti. Le associazioni rappresentano il punto nevralgico per cercare di inserirsi all'interno delle problematiche sociali che sono all'interno di questo quartiere. Qualcuno il caffè ve lo ha portato stamattina? Certo, no, siamo stati anche noi a offrirlo, già c'è stato il primo scambio di caffè, ci siamo dati appuntamento fra un'oretta per il richiamino. E per la pagina sportiva vediamo esso un ampio e dettagliato servizio curato da Carmelo Lentini sulla prima, seconda e terza categoria di calcio. In prima categoria, girone B, finisce a rete inviolata il Mezzi agrigentino Alessandro La Rocca in Bedoclina. Una gara spigolosa condizionata da una espulsione per i padroni di casa e andato via Gerry Donato, che ha costretto i locali a giocare in inferiorità numerica per ben 70 minuti. In Bedoclina vicino al vantaggio, ma sfrutta malamente un calcio di rigore a proprio favore e parato dal guardiapali locale e Chicchirilo. Il capolista Cenciana vince facile per 6-0 con il Calcio Rangers. Domenica prossima il campionato osserverà un turno di sosta. In seconda categoria il Bovo Marina Montallegro è sempre più in vetta alla classifica. La compagine agrigentina ha infatti superato con un perentorio 5-1 il Campo Felice di Roccella. Adesso i punti in classifica sono 15 con 3 punti di vantaggio sulle inseguitrici Caccamo e Roccalia. Pari patta per 1-1 tra Menfi e River Platani, mentre il Favara Calcio si ferma in casa per 2-2 con il Marineo Academy. Ha preso anche il via l'atteso torneo di terza categoria che riguarda la provincia di Agrigento, che vede in nastro di partenza ben 12 squadre che si contenderanno sino al 25 aprile 2026 l'unico posto disponibile per essere promossi in seconda. Domenica scorsa si è giocata la prima giornata, vittoria convincente per le due squadre della città capoluogo che hanno superato le avversarie a suon di reti e fuori casa. Al Vincenzo Collura di Porto Empedocle l'Atletico Agrigento ha superato la squadra marinara del Ponte di Ferro con una quaterna di reti, mentre lo Sporting Acregas ha espugnato il rettangolo di gioco del Burgio con un tris. Uno dei 3 gol porta la firma di Alessio Mannina, vecchia conoscenza acragantina, su punizione, un ragazzo che ricordiamo è classe 2000, ancora giovanissimo, ma che ha un passato in Serie D con Acregas, Licata, Lavello e in eccellenza con il Città di San Vito Lo Capo. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona serata.